Bentornati in diretta nel nostro spazio di approfondimento che segue il telegiornale. Abbiamo come ogni mercoledì il direttore Luigi Bacialli. Buonasera. Ciao Laura, l'uomo del mercoledì. L'uomo del mercoledì, è vero. Quando ci sono, perché poi ogni tanto manco l'impegno e non mi presento, però stavolta ci sono. Stavolta ci sei, l'altra volta abbiamo comunque approfondito insieme al nostro Umberto Bosazzi la nuova stagione, la prossima stagione del Teatro Rossetti. Oggi invece siamo qui a parlare del post-referendum, direttore. Allora non è andato bene, naturalmente per i promotori, non ha raggiunto il quorum in nessuno dei 5 quesiti proposti, né quelli appunto sul mondo del lavoro né quello sulla cittadinanza agli stranieri. Adesso naturalmente ci sono tutti i commenti politici, sia quelli a caldo negli scorsi giorni, sia quelli un pochino più ragionati in questi giorni sui giornali. Lì siamo stati facili profeti, perché pensare che si potesse raggiungere il quorum in un momento in cui c'è un'astensione molto alta, in cui gli italiani sono presi da molti altri problemi che non siano quelli referendari, pensare di raggiungere il quorum è stata veramente una pia illusione, un grande azzardo, peraltro con dei quesiti, soprattutto quelli del lavoro, complicatissimi, cioè involuti, cervellotici, incomprensibili. Noi fino all'ultimo abbiamo avuto telefonate di persone che chiedevano non solo per i quesiti sul lavoro, ma anche per quello della cittadinanza, dei chiarimenti. Questo dimostra che non si può abusare di uno strumento importantissimo per una democrazia, che è quello di un referendum, che può essere abrogativo o consultivo. In questo caso, ricordiamo, erano referendum abrogativi. Bisogna fare i referendum su cose semplici, chiare, che importino molto alla gente, su temi fondamentali, e se si fa un referendum sul lavoro bisogna che ci siano dei quesiti comprensibili. Si è fatto quello sull'autonomia in Veneto, che ha avuto ci sono 2.400.000 veneti erano andati a votare. Un grande successo, 8 anni fa però, no? Sì. Quindi anche qui la gente poi c'è il disincanto, la delusione del fatto che tu fai un referendum e dopodiché i risultati non arrivano, o, come è successo altre volte, vengono traditi. Si parla anche non soltanto di questo sull'autonomia, ad esempio quello sull'acqua pubblica, no? Se ne parla spesso di questo referendum, quindi basta con l'uso dei referendum con quesiti troppo tecnici che magari potrebbero e dovrebbero forse essere risolti dalla politica poi alla fine. Un po' è stato questo il messaggio dall'astensionismo, secondo te? Sì, certamente è questo, e si è trattato veramente di un grosso flop, ripeto, molto prevedibile, perché era difficile pensare che in una fase come questa, con le nostre comunità sfiancate da problemi che riguardano le retribuzioni che sono al palo, il potere d'acquisto che cala, l'economia che si dice sta meglio che in altri paesi, ma insomma non è che si stia navigando nell'oro, ci sono tante imprese che chiudono, ci sono grossi problemi, una grossa richiesta di cassa integrazione, per cui non si può raccontare che siamo messi magnificamente bene, anche se lo spread è basso e i livelli occupazionali non sono di quelli sconfortanti. Però di fatto chi ha proposto questo referendum, anche in maniera un po' ideologica, più che altro per battere l'opposta fazione, perché poi c'è anche questo, si fanno dei referendum troppo politicizzati, no? Sì. Per battere gli avversari, per mettere una bandierina. Questa volta è stato veramente un boomerang senza precedenti per Landini della CGIL e per il campo largo. Dopodiché si può dire tutto quello che si vuole, ma sono comunque 13 milioni di persone che sono andate a votare, è un dato comunque importante. Sì, però
dal punto di vista referendario è stata una batosta inevitabile. Certo. Stavolta è successo al centro-sinistra, può capitare anche ai referendum proposti da altri schieramenti. A proposito proprio di affluenza alle urne, ha impressionato anche il fatto che per esempio in Friuli Venezia Giulia, ma anche in Veneto credo, l'affluenza sia stata particolarmente bassa. Di solito non succedeva così, no? Succedeva che il nord-est in generale era sempre più portato ad andare alle urne, ad andare al voto, che lo ricordiamo un diritto ma anche in qualche modo un dovere, no? Poi c'è stata tutta la polemica sulla possibilità che si potesse anche in qualche modo praticare la contrarietà, insomma, a questo referendum attraverso proprio l'astensione, no? E anche là si è parlato di scarsa democrazia, mentre il nostro Presidente Federica ha detto è una delle 3 possibilità che si avevano, insomma, votare sì, votare no, oppure appunto astenersi. Certamente è proprio questo, cioè è inutile dire hanno fatto male a non andare a votare, non è stato un esempio di democrazia, no, è previsto che se uno non vuole, non è d'accordo con un referendum e sa che per neutralizzarlo basta non andare a votare, non va a votare. È inutile, vai a votare, sì, vai a votare e voti no, oppure c'è la Meloni che va e non ritira le schede, insomma, cioè di fatto cioè, c'è stata una sconfitta bella e buona. Secondo me giustamente osservavi il dato del nord-est, Laura, perché c'è anche questo, cioè, qui il lavoro non manca nel nord-est, cioè chi vuole un lavoro alla fine riesce a trovarlo, magari non è il lavoro dei suoi sogni, ma insomma le imprese hanno bisogno di personale, di manodopera, di quadri dirigenti, per cui soprattutto chi ha un buon curriculum può davvero entrare in un'azienda e avere anche, diciamo, le possibilità di una crescita economica. Il fatto è poi che è una società che è invecchiata, cioè noi siamo in un paese in cui ci sono più ottantenni che bambini. Voglio dire, la gente che già lavora non sta lì a cercare il pelo nell'uovo, i cavilli, questa cosa si va a votare per tornare prima dell'approvazione del Jobs Act. Anche questo, cioè tu mi chiami a un referendum per tornare indietro, per smantellare una riforma che è stata comunque approvata e che è stata varata, sempre per così dare una botta o fare un dispetto alla concorrenza. La gente ormai non è, cioè gli italiani ormai hanno mangiato la foglia e sanno che quando appunto vanno a votare magari votano come hanno fatto per il finanziamento pubblico dei partiti, poi contro il finanziamento pubblico dei partiti e il finanziamento pubblico dei partiti è rimasto sotto la voce rimborsi elettorali. Allora uno si chiede, ma mi chiamano, mi fanno andare a votare l'8-9 giugno, mi prendono anche per i fondelli. Infatti, allora questo è stato sicuramente un sentimento molto diffuso tra gli elettori italiani. Abbiamo citato prima il Presidente Federica, torniamo quindi anche alla questione terzo mandato. Ci sono delle novità, insomma, anche nelle posizioni dei partiti proprio a livello nazionale su questo tema? È vero, sta cambiando qualcosa, c'è un'apertura di Fratelli d'Italia per il terzo mandato in senso lato e così anche la Lega, che da sempre è favorevole, contraria a Forza Italia, per cui c'è stato un vertice di maggioranza ieri dove insomma non è che si sia trovata la quadra, quindi è un'apertura di una parte degli alleati, ma non sarà facile arrivarci, anche perché i tempi sono stretti per cambiare una legge, eventualmente una legge nazionale, tanto è vero che si parla addirittura c'è chi propone di fare slittare qui in Veneto le regionali comunque non solo in Veneto, non farle quest'anno a novembre, ma farle slittare nella primavera del 2026. La cosa particolare, soprattutto per quanto riguarda Federica,
è che il governo aveva impugnato la legge che avrebbe consentito al presidente della provincia di Trento di fare un altro mandato, a Fugatti. L'ha impugnato sapendo benissimo che la Corte Costituzionale si era già pronunciata sull'impossibilità da parte delle regioni a statuto ordinario di darsi un altro mandato, ma non quelle a statuto speciale, e il Friuli Venezia Giulia è una regione a statuto speciale. Quindi la Consulta su questo dovrà esprimersi, e per non smentirsi credo che debba, a meno che non sai, poi si trovano tutti i sistemi poi per fatta la legge trovato l'inganno, come si usa dire, però davvero sarebbe strano che la Corte Costituzionale a questo punto dicesse no, neanche le regioni a statuto speciale possono darsi un altro mandato, perché questo è previsto dalla Costituzione. E allora io credo che Federica abbia tutto il diritto di fare un altro mandato. La vedo molto più difficile per Luca Zaia in Veneto, perché il Veneto non ha l'autonomia che sia avete pure comunque chiesta votato, no? 8 anni fa. Infatti. Come dicevo che avete comunque votato e chiesto, insomma, state comunque chiedendo certo, in Veneto. certo, no? 8 anni fa, il 22 ottobre del 2017, davvero è stato un voto plebiscitario, un 98% di sì, 2.400.000 ti dicevo, i veneti che sono andati a votare, ma sono passati 8 anni e poi ci si chiede perché la gente quando fanno i referendum si tira indietro, anche per questo. Tornando al referendum, ha impressionato anche il dato che si è detto anche sul quinto quesito, quello sulla cittadinanza ai cittadini stranieri, insomma, che sono presenti da un certo numero di anni sul nostro territorio, addirittura anche tanti elettori di centrosinistra del Partito Democratico, ad esempio, hanno votato no, non sì, e quindi bocciato, ancora più bocciato, diciamo, questo quesito rispetto ai 4 sul lavoro. È vero, guarda, io credo che avesse ragione un signore che ho sentito per la strada qui nel centro di Treviso, che diceva: ma mi chiamano per votare un problema che riguarda una minoranza di persone che sono arrivate qui, sono straniere, e chiedono che vengano accorciati i tempi, e noi pensionati, noi che abbiamo problemi con la sanità tutti i giorni, che abbiamo le liste d'attesa, che non possiamo farci curare, e noi che prendiamo uno stipendio o una pensione da morti di fame, perché non pensano? Quindi c'è anche questo, non è una questione di razzismo o di aggressività nei confronti di chi chiede di accorciare i tempi, è che la gente dice: ma insomma, fanno dei referendum che o non si capiscono o non ci riguardano o non riguardano la gran parte di questa popolazione. E quindi si sentono in qualche modo trascurati. Andando ai temi internazionali, direttore, continua la tragedia a Gaza? Sì, è un disastro, guarda, una catastrofe. Io non so, vedo continui appelli da ogni parte del mondo, anche persone, anche coloro che sono sempre state dalla parte di Israele a prescindere, e ribadiamo che Israele ha tutte le ragioni per rispondere a una strage del 7 ottobre che è stata un massacro di bambini, di vecchi, di persone inermi nei loro kibbutz, però non si può rispondere con la violenza. C'è una proporzione anche nella legittima difesa, anche quando si vuole in qualche modo rispondere a degli attacchi spaventosi come è stato quello del 7 ottobre, non si può sterminare migliaia di persone, cioè bombardare. Gaza è ridotta, è un cumulo di macerie, è una cosa impressionante, non arrivano gli aiuti, i bambini muoiono di fame, è un massacro spaventoso al quale bisognerà in qualche modo porre fine. Non è possibile, non è umano, non è accettabile. Come finirà secondo te e quando finirà? Non accenna a vedere la fine questa situazione?
Ma non credo che finirà presto perché l'Europa sta lì a guardare, si limitano a fare appelli e così anche gli Stati Uniti che sono più dalla parte di Israele, nonostante tutto si occupano prevalentemente di Russia e Ucraina, un altro massacro davvero spaventoso e quindi siamo messi così male nelle mani di uomini che, come dicevamo anche l'altra volta, non hanno nessuno scrupolo e pensano soltanto ai propri interessi e al loro potere. E tutto il resto per loro non viene in secondo piano ma in quarto, quinto piano. Grazie al direttore Luigi Bacialli, torna a trovarci presto, magari anche qui in studio oppure insomma sempre in collegamento. Volentieri. Il mercoledì. Grazie. Volentieri, grazie Laura, buon lavoro, arrivederci. Grazie, buona serata, buon lavoro e grazie a tutti voi che ci avete seguito, buon proseguimento di serata. Caso Resinovic, Claudio Sterpin rivela ciò che dirà in sede di incidente probatorio il 23 luglio al centro della telefonata con Liliana alle 8:22 del 14 dicembre del 21. Dodicenne investito nel pomeriggio su un passaggio pedonale in via Flavia, è stato trasportato al pronto soccorso del Burlo, avrebbe riportato la frattura di una caviglia. Venezia Giulia registra la percentuale più bassa in Italia di persone che rinunciano a curarsi per le attese troppo lunghe in sanità, lo dice uno studio della Gimbe. Sono enormi e durature le ricadute psicologiche delle sempre più frequenti aggressioni al personale sanitario, l'allarme del segretario regionale della FIALS. Procedono a buon ritmo con la soddisfazione del sindaco i lavori di ripristino dei topolini più danneggiati. A Sistiana invece ancora in stallo, ma per poco lo stabilimento di Castelreggio. Daniele Dellicarri confermato nel ruolo di direttore sportivo della Triestina, rinnovato il contratto per 2 anni fino al 30 giugno 2027. Riparte al Teatrino di San Giovanni già questo sabato il cartellone estivo dell'Armonia, 6 spettacoli già presentati in inverno più un appuntamento speciale con una compagnia di Maniago. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Dunque ancora in primo piano il caso Resinovic. Claudio Sterpin è tornato a parlare alla nostra emittente rivelando ciò che dirà in sede di incidente probatorio nell'udienza fissata al 23 luglio. Al centro della questione quella telefonata con Liliana alle 8:22 della mattina del 14 dicembre del 2021, ovvero il giorno della scomparsa della donna della 63enne dalla sua casa di via Verrocchio nel rione di San Giovanni. Vediamo. Non abbiamo fatto niente altro che pianificare per un poco più compiutamente l'itinerario, il cosa, il dove saremmo andati 3 giorni dopo. Noi 3 giorni dopo dovevamo sparire da Trieste, lei se ne andava da casa, probabilmente aveva già accennato qualcosa a Sebastiano e non è escluso che questa sua volontà sia stata un'autocondanna a morte, punto, questo dico io. Parole che lasciano poco spazio all'interpretazione, quelle di Claudio Sterpin, mentre con la memoria ripercorre gli ultimi momenti passati al telefono con Liliana Resinovic prima della definitiva scomparsa. È la telefonata della mattina del 14 dicembre 2021 alle 8:22. I due stavano programmando la loro fuga da Trieste, poi Liliana è uscita di casa e non è più tornata. La chiave del mistero ruota attorno a quelle ore, dalle 8:50 circa fino a mezzogiorno. In questo intervallo è successo qualcosa di terribile, secondo il pubblico ministero Ilaria Iozzi, che coordina le indagini. Liliana sarebbe stata uccisa dal marito Sebastiano dentro il boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni all'altezza del civico 21, stando al documento di richiesta di incidente probatorio che il PM ha depositato sul tavolo del GIP. Sebastiano sapeva tutto di noi da mesi,
per non dire da qualche anno, ma da mesi sicuro. Parole che verranno ripetute nell'udienza di incidente probatorio fissata per lunedì 23 giugno. Le dichiarazioni di Sterpin verranno assunte come prova in vista del processo. La verità è una, io l'ho detta dall'inizio, io ho detto la verità quando nessuno la sapeva, cioè il 15 dicembre del 21. Liliana era scomparsa da 10 ore o 12, da poco, in parole povere. Il 15 dicembre io mi sono presentato in questura, come ben si sa, e agli atti, e ho raccontato tutta la nostra storia. Sono rimasto a parlare 2 ore e mezza spontaneamente. E quello è sacro, e lo ripeto lunedì prossimo, perché non c'è altro. Dopo la telefonata, Liliana è uscita di casa, ha buttato la spazzatura percorrendo via Damiano Chiesa per arrivare infine in piazzale Gioberti, ultimo avvistamento, poi il buio totale. Qualsiasi cosa che mi chiedono, qualsiasi, mi troverà preparato a rispondere, ma qualsiasi. Io sono semplicemente quello che sa gli ultimi movimenti e le ultime volontà di Liliana, di questo sono certo, sicuro e lo voglio ripetere, punto, tutto qua. E del caso Resinovic parleremo ancora una volta domani nella trasmissione Ring, domani sera. Passiamo alla cronaca. È stato trasportato per fortuna in codice verde al pronto soccorso del Burlo Garofalo il 12enne rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio odierno in un investimento avvenuto sulle strisce pedonali in via Flavia all'altezza del Civico 22. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto che avrebbe investito il ragazzo non procedeva a una velocità elevata. Il 12enne avrebbe riportato la frattura di una caviglia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi dell'incidente. Uno studio della Gimbe ha fatto il punto sul numero degli italiani che rinunciano a curarsi. La ragione principale è le liste d'attesa troppo lunghe. Il Friuli Venezia Giulia però registra la percentuale più bassa. Vediamo. Sono 4 milioni gli italiani, il 7% della popolazione, che nel 2024 hanno rinunciato alle prestazioni sanitarie a causa dei lunghi tempi di attesa. È il dato principale che emerge da un'analisi indipendente condotta dalla Fondazione Gimbe. La quota è passata dal 4,2% del 2022 al 4,5% del 2023, fino a schizzare al 6,8% nel 2024, pari circa a 4 milioni appunto. Nella nostra regione la quota è la più bassa del paese, pari al 5,1%, un dato che l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi saluta con favore. Sul quale, come ripeto, non ci si deve sedere perché nessuno deve abbandonare le cure. Noi dobbiamo riuscire a raggiungere anche coloro che sono in difficoltà per diverse ragioni le abbandonano. Quindi noi continueremo in questa direzione, ma credo che il dato che dimostra come in questa regione, al di là delle difficoltà, questo fenomeno si presenti in maniera inferiore a tutta l'Italia, è un dato sicuramente nella complessità è un dato migliore degli altri. Le difficoltà economiche continuano a pesare, la percentuale di chi rinuncia per questo motivo è aumentata dal 3,2% del 2022 al 4,2% del 2023 fino al 5,3% del 2024. Se questa era la motivazione dell'aumento della rinuncia alle prestazioni tra il 2022 e il 2023, tra il 2023 e il 2024, come si diceva, l'impennata è stata trainata dalle liste d'attesa in larghissima misura e i dati lo confermano. Le rinunce legate ai tempi d'attesa sono cresciute del 7,1% tra il 2022 e il 2023 e del 51% tra il 2023 e il 2024. Quelle per ragioni economiche invece sono aumentate del 31,2% tra il 2022 e il 2023 e del 26,1% tra il 2023 e il 2024. Tenendo conto della necessità di concentrare maggiormente la politica sanitaria sulle cronicità, Riccardi chiosa sottolineando un dato a suo dire essenziale. Il baricentro del sistema va modificato, va spostato. Questo incontra delle resistenze importanti e quindi è chiaro che è un processo che non sarà sicuramente lento, ma è un processo sul quale bisogna continuare a lavorare.
Il segretario regionale della FIALS, Fabio Potočnik, è intervenuto in merito alle aggressioni di cui è vittima il personale sanitario, purtroppo sempre più spesso, dopo l'episodio più recente accaduto ad Omio, sottolineando che ci sono tante ripercussioni psicologiche degli avvenimenti sul personale stesso. Vediamo. L'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto al centro di salute mentale di Domio e si è concluso con l'arresto dell'aggressore, il che consola ma certamente non solleva il personale sanitario, troppo spesso vittima di episodi del genere. E abbiamo chiesto di istituire un tavolo regionale per analizzare anche dove questo accade e come intervenire per ridurre il più possibile. Al momento, come sottolinea Potočnik, di soluzioni ve ne sono poche, anche se da quando gli episodi sono iniziati, di fatto in periodo pandemico, su una maggiore sicurezza per il comparto si è cominciato a discutere. Alcuni pronto soccorso hanno la chiamata diretta con le forze dell'ordine, ovviamente anche le forze dell'ordine rispondono nel momento in cui sono disponibili, se non sono già impegnati in altre situazioni, però sicuramente anche degli strumenti. Si parla adesso delle body cam da portare addosso, è tutto per disincentivare il malintenzionato ad aggredire l'operatore sanitario che si trova suo malgrado in una situazione di pericolo e non ha gli strumenti per potersi anche difendere. Vi è però un dato che il segretario regionale FIALS sottolinea e sul quale davvero poco si riflette quando si raccontano determinati avvenimenti. La maggior parte degli operatori sanitari è donna e quando ci si rivolge con l'aggressività a una donna, anche dal punto di vista psicologico ha dell'influenza molto ritornare al lavoro dopo essere stati aggrediti è sempre molto, molto complicato e difficile e hanno bisogno anche di uno sostegno psicologico proprio per poter ritornare a lavorare in serenità. Ecco. E sono le donne in ogni fascia d'età le più penalizzate per quanto riguarda il reddito a Trieste, e a fare più fatica sono soprattutto, sempre da questo punto di vista, le giovani famiglie. Lo dice il rapporto annuale delle ACLI in base ai dati sui redditi e la situazione economica raccolti attraverso CAF e patronati. Vediamo. Un forte divario generazionale, per cui le nuove generazioni guadagnano molto di meno, ma non stiamo parlando di persone estremamente giovani, quindi ventenni, ma si arriva fino anche a 40 anni, per cui stiamo parlando anche di giovani famiglie. E c'è un forte divario invece di genere a qualsiasi classe d'età, sia tra i più giovani che tra gli anziani. Questo significa che abbiamo probabilmente nella nostra situazione un rapporto di aiuto tra le classi un po' più vecchie che danno una mano alle famiglie più giovani, e questo può essere un dato preoccupante. Donne penalizzate per reddito e patrimonio, giovani famiglie sempre più in difficoltà. Sono alcuni dei dati messi in risalto dal report annuale dell'ACLI provinciale di Trieste, che ha preso in esame poco più di 7.000 dichiarazioni dei redditi 730, pari al 3,5% della popolazione. Più della metà dei dichiaranti ricade nella fascia di reddito inferiore ai 25.000 euro. Considerando anche il genere, nella fascia più bassa si trovano più donne, mentre già nella fascia tra i 25 e i 35.000 euro la differenza quasi scompare, per ribaltarsi con i redditi più alti nettamente a favore degli uomini. Abbiamo analizzato anche quelli che sono gli ISEE, quindi anche gli immobili che hanno, e comunque le donne a qualsiasi fascia, dalle più giovani e anche le più anziane, per cui anche le pensionate, hanno una situazione reddituale e patrimoniale inferiore a quella degli uomini, ed è un divario che va colmato. Si allarga anche il divario generazionale. I pensionati dichiarano redditi tendenzialmente più alti. I giovani con meno di 30 anni si trovano maggiormente nella fascia 15.000-25.000 euro. L'iniziativa della politica che dovrebbe supportare proprio quelle fasce un po' più deboli, per cui gli interventi che si fanno, e per fortuna in questo momento ci sono delle risorse economiche, perché in qualche maniera i bilanci possono essere un po' più positivi, andrebbero mirati proprio sia su quelle situazioni di isolamento singolo, ma sia anche in particolare alle giovani famiglie, perché devono essere supportate.
Procedono i lavori ai topolini di Barcola per recuperare anche quelli maggiormente danneggiati dalle mareggiate di 2 anni fa. Il completamento dei cantieri è previsto a fine stagione, ma alcune strutture saranno fruibili già durante l'estate. Allora vediamo, facciamo il punto nel servizio. Abbiamo fatto un lavoro enorme, visto quanto ferro, e insomma è una cosa molto ben fatta. La ditta che volevo dirti che ha fatto un ottimo lavoro. È soddisfatto il sindaco di Piazza per lo stato dei lavori di recupero di quei topolini più pesantemente danneggiati dalle mareggiate di fine 2023. I cantieri sono in corso da febbraio a cura dell'impresa Itec di Mattarolo di Udine. Stiamo gettando tutto il ricordo, abbiamo fatto l'impianto ovviamente di fognatura, adesso stiamo facendo tutti i parapetti, hai presente le colonne dei parapetti. Si calcola che apriremo uno a metà luglio e l'altro a fine agosto. La scorsa stagione avevano infatti riaperto ai bagnanti solo i topolini 1, 2, 3, 8, 9, 10. I lavori in corso sono imponenti, hanno comportato la demolizione di strutture esistenti, rinforzo dei pilastri e delle travi degli spogliatoi, rimozione dell'intonaco, rinnovo con un rinforzo in fibra d'acciaio e malta strutturale, sostituite con nuove porte in acciaio quelle divelte dalla mareggiata e installate le scalette a mare e il parapetto delle scale in arenaria. Con il sindaco invece di Duino Orisina, Igor Gabrovec, ospite questa mattina a Sveglia a Trieste, abbiamo fatto il punto sul ritardo nell'apertura dello stabilimento di Castelreggio, che ancora per questa settimana resterà praticabile solo come spiaggia libera in attesa che la ditta vincitrice dell'appalto completi i lavori per far ripartire tutti i servizi. Sono pienamente operativi invece gli altri stabilimenti vicini, ma vediamo nel servizio di Gianluca Palladini. Ma Castelreggio? Abbiamo superato tanti problemi, Castelreggio si è arenato per una serie di motivi, è cambiata la normativa, hanno prorogato addirittura i tempi per presentare le offerte ai concessionari privati fino al 20 giugno e parliamo già di estate inoltrata. Come amministrazione comunale ci siamo mossi per tempo, già a marzo abbiamo lavorato sui bandi, è successo che 2 bandi presentati ai sensi del codice della navigazione, delle norme sempre più restrittive in fatto di appalti pubblici e concessioni demaniali, soprattutto marittime, sono stati 2 bandi deserti. Il prezzo che era stato individuato dagli uffici in base ai criteri dettati poi anche dai regolamenti, dalla legge, era effettivamente giudicato dal mercato troppo alto. Secondo bando con un prezzo a ribasso è andato deserto anche quello, poi un avviso di trattativa diretta, si è presentato un soggetto che ha rilanciato, un soggetto della campagna, ha rilanciato con un'offerta che era giudicata da altri fuori mercato, 160.000 euro più IVA, che era superiore alla base d'asta seconda ribassata, andata allora una decina di giorni prima deserta. Se avessimo saputo e previsto questa situazione, il Comune, ancora prima di individuare il concessionario, avrebbe messo a proprie spese, se fosse necessario, servizi igienici e attivate le docce, però in attesa di un concessionario non potevamo intervenire su un'area che era ancora soggetta a gara pubblica. Castelreggio, io conto, la ditta si è insediata qualche giorno fa, è venuta questa settimana. Stanno predisponendo i collegamenti e gli allacciamenti ex novo, perché va fatto tutto ex novo, i nostri uffici li stanno sostenendo, anche il gestore dell'anno scorso uscente, che adesso gestisce il Coiba, si è dimostrato anche collaborativo e mi fa piacere. Presentato dall'assessore Tognolli il bonus per il rimborso taxi dedicato alle donne in gravidanza e alle neomamme con bambini fino a 3 anni d'età. Vediamo. Un rimborso fino a un massimo di 100 euro annui alle neomamme e alle donne in gravidanza che vogliono spostarsi in taxi. È l'iniziativa presentata dall'assessore comunale alle politiche sociali Tognolli insieme al consigliere regionale Giacomelli. Su iniziativa del consigliere regionale Claudio Giacomelli, che ringrazio, davvero una bella collaborazione tra comune e regione. Bonus taxi per le neomamme che sono gestanti o che hanno un bambino fino all'età di 3 anni, per poter utilizzare il taxi
taxi ed essere rimborsate. È un'iniziativa importante, un'ennesima iniziativa di grande attenzione alle persone e in particolare alle famiglie. Ma faceva anche parte di una campagna iniziata nel 2023 e che ci occuperà fino al 2027, di cui parlo spesso, che è Quartieri al Centro. Noi sappiamo che Trieste ha uno sviluppo nel centro storico, economico, turistico straordinario, nessuno vuole bloccarlo, anzi vogliamo implementarlo, però Trieste naturalmente non è né Disneyland né Las Vegas, è molto importante la vivibilità per i triestini residenti e così una donna incinta con bambini fino a 3 anni avrà questo bonus taxi che le consentirà di muoversi rispetto a una città in cui sappiamo venerdì, sabato e domenica è molto difficile trovare parcheggio. Dei 100.000 euro stanziati dalla Regione, più di 80.000 sono andati al Comune di Trieste, che ha quindi potuto pubblicare il bando. Il bonus è riservato alle donne residenti a Trieste in stato di gravidanza o con figli fino a 3 anni d'età e un ISEE non superiore a 30.000 euro ed è valido per il trasporto con taxi o noleggio con conducente, non per l'autobus. Le richieste si possono presentare via PEC o in forma cartacea, compilando il modulo scaricabile dal sito web del Comune, corredato dalla documentazione della spesa sostenuta per le corse, che possono coprire tutta la Regione. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Bentornati in diretta. Il segretario generale dell'iniziativa centroeuropea INCE, Franco Dalmas, ha incontrato oggi a Praga il segretario di Stato del Ministero degli Esteri ceco, Rubeš. Al centro del colloquio la cooperazione regionale, l'integrazione europea dei paesi candidati e il sostegno all'Ucraina, anche in vista della conferenza internazionale per la ricostruzione che si terrà a luglio a Roma. Dalmas ha ringraziato la Repubblica Ceca, membro dell'INCE dal 1993, per il costante contributo al dialogo regionale e allo scambio di buone pratiche, in particolare nei settori della governance, dell'innovazione e della coesione sociale. La Repubblica Ceca è un ponte tra chi è già nell'Unione e chi aspira a entrarvi, ha detto. L'allargamento è una precisa scelta politica, uno strumento di pace, stabilità e prosperità. A Monfalcone sono in arrivo 10 nuovi agenti della polizia per il controllo del territorio, più un altro agente della Polstrada. Vediamo. Monfalcone potrà contare su 10 nuovi agenti di polizia in arrivo al locale commissariato. A darne notizie l'onorevole Anna Maria Cisinta, eurodeputata e delegata alla legalità, sicurezza e lotta alla radicalizzazione del comune di Monfalcone. Teni ce l'ha comunicato ovviamente al questore, l'ha comunicato al territorio, lo ringraziamo di vero cuore, venuto mesi fa si è reso conto una volta di più della complessità del nostro territorio e per Monfalcone, ma tutto il Monfalconese, per tutto il territorio, riuscire ad ottenere risorse in più che sono realmente aggiuntive, perché dovesse esserci un turnover, i pensionamenti non sono coperti da questi numeri aggiuntivi di agenti, quelli sono veramente come un incremento della dotazione organica, 10 persone in più di dotazione organica. Il potenziamento dell'organico non si limiterà alla città di Monfalcone, ma interesserà l'intero territorio isontino, rafforzando la capacità di presidio del mandamento, garantendo la presenza di almeno una volante in più H24, ha spiegato il sottosegretario Molteni. Il mandamento monfalconese poi è un'area strategica. Per questo è previsto anche l'arrivo di un 11° agente destinato al reparto della polizia stradale. Davvero un grandissimo risultato e ciò significa che questo gioco di squadra con le istituzioni, con la Polizia di Stato, con le forze dell'ordine, con il Ministero, con il sottosegretario e con il Comune che io ho rappresentato e che rappresento oggi come delegato, veramente danno e dimostrano di aver molto a cuore i cittadini e la loro sicurezza. E sempre in tema di controllo del territorio, sono 209 gli automobilisti che sono stati multati a Muggia, che la polizia locale appunto della cittadina rivierasca ha sanzionato nei giorni scorsi per non aver rispettato il divieto di transito lungo il ponte sul Rio Ospo in occasione dei lavori in corso. Il flusso veicolare, ricorda l'amministrazione Polidori, è consentito solo agli autobus della Trieste Trasporti e ai mezzi di soccorso. Daniele Dellicarri, siamo allo sport, è stato confermato nel ruolo di direttore sportivo della Triestina, ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno del 2027. Vediamo.
La triestina ha blindato Daniele Dellicarri per altri 2 anni, rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027. La conferma del direttore sportivo era considerata uno dei tasselli chiave per il futuro della squadra. È la stessa società a comunicare il buon esito dell'operazione. La triestina è lieta di comunicare, si legge nella nota, di aver esteso il rapporto con il direttore sportivo Daniele Dellicarri con un accordo di durata biennale. Dopo il percorso da calciatore, ricorda la nota, Dellicarri, classe 71, ha iniziato quello dirigenziale nel 2008 come direttore sportivo, incarico che ha ricoperto nel biennio 2022-2024 a Pescara, prima di approdare in Alabardato nel novembre 2024. Subito è arrivata anche la risposta del diretto interessato. Il club, scrive il direttore sportivo, mi ha mostrato fiducia nel proseguire un percorso che, se da un lato è complicato, dall'altro rappresenta un'ulteriore grande sfida da affrontare. Daniele Dellicarri e Attilio Tesser, che attende anche lui una chiamata dell'Unione per guidarla ancora in campo, sono coloro che hanno evitato l'affondamento della nave in una stagione che definire travagliata è poco. In municipio è stata presentata la stagione estiva dell'Armonia, che inizierà già sabato prossimo e si chiuderà invece sabato 9 agosto. Ci racconta tutto Umberto Bosazzi. Neppure il tempo di riposare un po' dopo la fine della stagione regolare, che già Armonia torna in scena con Restate in Armonia, la stagione estiva in programma al Teatrino Basaglia dell'ex OPP, a cominciare dal 14 giugno e fino al 9 agosto. Si parte con Sold Out per proseguire con Meglio Soli il 21, Tutto può succeder sabato 12 luglio, Cule Camisa il 19 luglio, Non è successo niente sabato 2 agosto, per chiudere con Contemos la giusta. Oltre che i 6 spettacoli appunto che replichiamo, perché sono spettacoli andati in scena durante il nostro cartellone invernale, ospitiamo quest'anno il Gran Premio FITA a Wilt, che è regionale, che è dedicato ad Aldo Presotto, presidente della FITA Wilt, recentemente scomparso, dunque è in suo ricordo. Questo appuntamento è in programma sabato 26 luglio. Andrà in scena un incantevole aprile della compagnia del Teatro della Piramide di Magnago, appunto uno degli spettacoli finalisti. E noi come triestini andremo sia a Magnago e poi andremo ad Udine, con le 2 compagnie nostre triestine. Qual è il lavoro della FITA? La Federazione Italiana Teatro Amatori appunto è una federazione che raggruppa tutte le compagnie amatoriali nazionali di tutta Italia. Nello specifico qui nel Friuli Venezia Giulia ci sono 3 comitati che vengono coordinati dalla FITA regionale e siamo in tutto circa 80 compagnie appunto che fanno parte di questa federazione che tutela un po' quello che è il teatro amatoriale a livello nazionale. Dunque ancora una serie importante di impegni per l'associazione che raggruppa le compagnie amatoriali triestine, che il Comune di Trieste da anni riconosce e sostiene. È un'attività culturale molto importante perché dietro alle rappresentazioni ci sono gli scrittori, gli sceneggiatori e chi evidentemente la lingua triestina la rende viva più che mai, e quindi sicuramente il momento estivo è un momento importante per promuovere la conoscenza del dialetto e quindi grande riconoscenza alle compagnie dell'Armonia per quello che fanno. Siamo in conclusione, vi ricordo che domani mattina Sveglia Trieste ci saranno con noi in studio Martina Macnic di Punto Franco e Marcello Medao di Fratelli d'Italia. Ora vi lascio al commento con il direttore Luigi Baccialli, grazie dell'attenzione e buon proseguimento.